Al telefono Graziano Azzalin, consigliere regionale della Regione Veneto, che salutiamo e gli facciamo la domanda di rito. Come va Graziano? Come stai? Buonasera, grazie, ciao Leandro, grazie dell'opportunità che mi offri, diciamo, di parlare anche con i nostri ascoltatori. La situazione nel Veneto, diciamo, non vorrei essere frainteso, va meno male, ecco, che dalle altre parti sotto un certo profilo. È una situazione nuova, ovviamente anche per noi, una situazione imprevedibile. In qualsiasi programmazione credo che non potevamo pensare a una situazione del genere. Diciamo che alcune cose hanno funzionato e stanno funzionando bene, altre, come tutte, potrebbero funzionare indubbiamente meglio. Per quel che mi riguarda, pur essendo all'opposizione, riconosco un impegno, diciamo, della giunta regionale su questo, anche se alcune incongruenze vanno migliorate da subito. C'è una sovrabbondanza comunicativa che a volte ha degli aspetti ridondanti, anche alcune cose contraddittorie. Questa cosa delle mascherine, per esempio, ha riservato un po' di contraddizioni nella sua gestione, anche nel merito delle mascherine stesse, che in parte che sono state fornite non erano proprio idonee e la gente pensava invece di ricevere un dispositivo. Ecco, ma la sanità veneta, che fino a ieri consideravamo e la considero ancora un'eccellenza rispetto ad altre sanità di altre regioni, si è dimostrata all'altezza secondo te, oppure ha rilevato delle criticità che non si aspettava? Ma allora diciamo che il rilievo principale secondo me va sulla diciamo, l'organizzazione della sanità nel suo complesso a livello nazionale, ovvero il problema vero dell'organizzazione sanitaria in Italia, al di là degli aspetti regionali, su cui non mi sottraggo alla domanda, ma voglio partire da qui, sta proprio nella sua frammentazione. Noi abbiamo un quadro, diciamo, organizzativo della sanità in questo paese diverso da regione a regione, con modelli diversi, con approcci molto diversi, e quindi questo poi alla fine, in una situazione di emergenza di questo tipo che ha coinvolto tutti, che non vede, che non si ferma ai limiti amministrativi, le problematiche appunto non si fermano nei limiti amministrativi, nei perimetri delle regioni, nei confini regionali, e dimostra tutta la sua inadeguatezza. Per cui, se anche in futuro un insegnamento da trarre è proprio questo: se anche in futuro andremo avanti in questo modo, con un'organizzazione regionale della sanità in questo paese, è che bisogna, diciamo, ridurne la frammentazione e alcuni punti devono essere uniformati. Il Veneto ha fatto meglio di altri su alcune cose, però ha messo in evidenza anche alcune criticità. Credo che anche questa emergenza ci debba insegnare dove mettere mano. Anche in Veneto, se a livello nazionale c'è stata anche una contrazione della spesa pubblica, il rapporto spesa sanitaria-PIL è indubbiamente calato negli ultimi anni, e comunque rispetto in ogni caso ad alcuni paesi europei più avanti di noi, è vero anche che anche in Veneto si poteva fare di più la propria parte. Non abbiamo chiuso, diciamo, certi nosocomi, ma in ogni caso alcuni nosocomi sono stati aperti, ma offrono ben pochi servizi. Ecco, il Veneto è patria delle piccole e medie industrie, tanti artigiani, tante piccole e medie industrie. Nella riapertura ci sono gli strumenti per non subire adesso sì, credo che questo sarà una delle no, ho capito. Cioè, il problema riguarda il futuro. È evidente che dovremmo pensare a una ripresa, e si sta pensando in effetti a una ripresa che sarà graduale, che deve avvenire in sicurezza nel mondo del lavoro. Cioè, chi ritorna a lavorare dovrà essere tamponato, dovrà essere, voglio dire, in qualche modo verificato prima le condizioni anche poi di lavoro, e la ripresa deve essere graduale. Non è che nel momento in cui riprendiamo, nel giro di un giorno, tutto ritorna come prima. Questo da un lato. Le imprese che per mesi hanno visto in sofferenza fermarsi la produzione, sostenere comunque degli oneri per poter rimanere in vita, devono essere sostenute nel poter, diciamo, sostenere parte degli oneri che non potranno più comunque essere ripresi, o che comunque potranno essere coperti con una ripresa graduale. E allora
occorre intervenire sul credito. In questi giorni la Giunta sta predisponendo delle misure rispetto al credito e che però dovranno avere dei periodi lunghi per quanto riguarda il rientro da parte delle imprese, e pensare anche a piccoli crediti rispetto a piccole aziende, imprese che ci sono nel nostro Veneto, e dall'altro però alcuni oneri devono essere abbattuti anche a fondo perduto, e su questo la pubblica amministrazione deve pensare anche a dei contributi sempre nelle regole, nella trasparenza di quelli che sono, diciamo, gli aiuti di Stato, ma credo che da questo punto di vista occorrano delle deroghe a livello normativo, occorre intervenire perché certe situazioni peseranno in maniera per sempre nelle aziende. Allora è opportuno abbattere, perché per questo è opportuno una condivisione anche politica e una collaborazione anche politica sul piano amministrativo. Ecco perché qua non è un problema solo di maggioranze o di opposizioni eccetera, è un problema che tutti devono convergere, non per dire sì va bene tutto, ma per andare a risolvere anche questi problemi che meritano l'attenzione e l'impegno di tutti. La ringrazio, è stato gentilissimo, naturalmente auguri a lei, a tutta la sua famiglia, speriamo di vederci di persona perché superiamo questo momento di contatto solamente informatico. Graziano Zalini, io la saluto e la ringrazio moltissimo. Grazie a te Leandro, grazie agli ascoltatori, e a disposizione quando vorrete. Arrivederci.